Ragazzi in montagna, ragazzi anche davanti a un computer, hanno simulato una giornata di lavoro in un'azienda super tecnologica. A Montecchio, all'Accademia Xera, 22 studenti di informatica sono stati coinvolti in un progetto di formazione. L'obiettivo punta a sfruttare la tecnologia per ricreare proprio le connessioni umane e relazionali che la didattica a distanza ha annullato durante gli anni della pandemia. I ragazzi hanno lavorato alla progettazione di impianti sistemici con precise consegne da rispettare e qualche trabocchetto da risolvere utilizzando proprio il pensiero creativo. Sicuramente è stata un'esperienza molto originale rispetto alla solita routine scolastica. 22 studenti di quinta indirizzo informatico partecipano a una 3 giorni di formazione tra aula e laboratorio interattivo nella sede inaugurale dell'Accademia Xera di Montecchio Maggiore e l'obiettivo è ambizioso. È un'esperienza formativa diversa dall'ordinario, cioè non solo a scuola ma anche in azienda, e vivere poi con noi una giornata intera dalla mattina alla sera in azienda. Simulazioni, sperimentazioni ma anche il recupero della relazione umana. Senz'altro anche la loro formazione scolastica è stata molto impattata, devo dire, dalla situazione del Covid. Si sono evoluti dal punto di vista degli strumenti digitali attraverso la didattica a distanza, ma hanno perso l'interattività umana, la facilità del contatto, che è fondamentale all'interno dei luoghi di lavoro. I ragazzi hanno lavorato sulla progettazione di impianti sistemici, con precise consegne da rispettare e qualche trabocchetto da risolvere utilizzando il pensiero creativo. Questa cosa ti apre proprio un mondo che a scuola non vedi. Sono dei software decisamente più avanzati e effettivamente applicati nel mondo del lavoro. Quelli utilizzati a scuola sono molto più didattici, che ti fanno avere solo un assaggio di quello che può essere il mondo reale, insomma. Sì, se fosse possibile in futuro sarebbe forte lavorare in questa azienda.